Il cuore di Giovanni Ladu ha cessato di battere questa notte a Nuoro, dopo 7 giorni di agonia. Io sono Matteo e ti ringrazio per essere qui sull'Isola Informa. Quest'oggi entreremo nel vivo della tragica notizia riguardante la morte del pensionato di 79 anni a causa dell'incidente sulla statale 131. Lascia un like se vuoi sostenermi e iscriviti per rimanere informato sulla cronaca sarda. Tutto è iniziato lo scorso 2 febbraio nel territorio di Paoli Latino, all'altezza di Santa Cristina. Giovanni viaggiava sulla sua Ford EcoSport insieme alla moglie quando improvvisamente l'auto si è ribaltata finendo violentemente in una cunetta laterale. Un impatto talmente violento da risultare fatale nonostante i soccorsi immediati. Mentre la moglie è rimasta ferita ma fortunatamente non è in pericolo di vita, resta un interrogativo ancora senza risposta. Cosa ha causato il ribaltamento improvviso? Su questo sta indagando la polizia stradale di Oristano per fare piena luce sulla dinamica. Dopo una settimana nel reparto di rianimazione del San Francesco di Nuoro, il miracolo sperato dai familiari non è avvenuto. La Sardegna piange un'altra vita spezzata sulla statale 131. Cosa ne pensi di quanto discusso? Ti ricordavi dell'incidente? Ti invito nuovamente a sostenere il canale, ma soprattutto mando le mie condoglianze e un grande abbraccio alla famiglia del signor Giovanni. Grazie per avermi ascoltato e passa una bella giornata. Ciao.